benvenuti. Ecco, ricominciamo anche questa settimana con i nostri discorsi sulle istituzioni. Diciamo, abbiamo visto, abbiamo letto nel dettaglio le parti nelle volte precedenti della bolla di erezione, di scioglimento prima e di erezione dell'arcidiocesi di Gorizia poi, scioglimento del patriarcato prima e erezione, ed eravamo arrivati a un punto quasi conclusivo della bolla di appunto erezione dell'arcidiocesi. Quindi io continuerei per concludere la lettura del documento, di questo bel documento redatto da Francesco Saverio Lushin per il centenario della fine del patriarcato e ecco, della fine del patriarcato e l'inizio della diocesi, e a ricordo di quell'evento vennero tradotte tutte le bolle pontificie di scioglimento del patriarcato e di erezioni delle due diocesi, più anche la bolla dedicata al vicario apostolico, a parte imperi cosiddetto, cioè il vicario apostolico che si sarebbe occupato del territorio che era nella parte austriaca della diocesi di Aquileia, e era fatta tutte queste traduzioni, quindi noi leggiamo alcune parti di questi interessanti documenti. Vi avevo anche detto che questi documenti hanno un valore che è piuttosto breve, in quanto la diocesi di Gorizia ha avuto nella sua prima evoluzione soltanto 30 anni di attività, in pratica dal 1752 fino al 1784, quando poi le cose si modificano con Giuseppe II. Vi dicevo anche che nella bolla che stiamo leggendo attentamente c'erano tutta una serie di indicazioni, di precisazioni, di puntualizzazioni, fino il dettaglio del dettaglio, quindi le chiese, i benefici, come venivano suddivisi, a chi spettavano, tutta la questione poi legata al capitolo, e poi si fanno più volte riferimenti anche a dei diritti che il pontefice concede a determinate persone. Potrebbe essere l'imperatrice, ad esempio la famiglia imperiale d'Asburgo e i suoi successori, oppure fa dei rimandi a fatti precedenti. E infatti al punto 10, al comma 10, dice una cosa la bolla: e poiché, come siamo informati altra volta, cioè nell'anno del Signore 1686, certo allora vivente Vito Gullini, sacerdote, lasciò per l'erezione di una chiesa cattedrale in Gorizia nell'ultima sua volontà alcuni suoi beni, le rendite dei quali ascendono, come udimmo, all'importo anno di 2000 fiorini moneta di quelle parti, e che nell'anno stesso del Signore 1695 l'allor vivente Sebastiano Antonio Tanario, di buona memoria, cardinale della Santa Romana Chiesa, che quale nunzio apostolico allora dimorava in Vienna, istituì e fondò coi beni lasciati dal mentovato Vito, in seguito ad un decreto di congregazione allora esistente dei cardinali, interpreti dei decreti del Sacro Concilio di Trento, nella chiesa parrocchiale o in altra chiesa della città di Gorizia, un benefizio ecclesiastico semplice, senza l'obbligo della residenza personale. Quindi ricorda che questo Vito Gullini, gesuita, aveva lasciato per l'erezione di un episcopato in Gorizia questo lascito gestito da un cardinale, il quale poi aprì un beneficio semplice, cosiddetto, sopra la chiesa parrocchiale, e che non prevedeva neanche la residenzialità della persona che lo avrebbe preso. Questo a significare l'intenzione già alla fine del 600, come abbiamo più volte detto, della volontà di erigere questo episcopato in Gorizia. Un altro riferimento a eventi precedenti risale ad esempio quando dice al capitolo 11 della bolla che e da questi ancora concediamo ed assegniamo per loro dote particolare per l'adempimento dei pesi che loro ogni anno incomberanno i redditi infrascritti ammontanti del pari, come udimmo, all'anna somma di 8.200 fiorini, cioè 1.500 fiorini della prenominata chiesa parrocchiale dell'Esaltazione della Santa Croce di San Vito,
come fu detto, soppressa ed estinta e come indicato innalzata a chiesa arcivescovile di Gorizia, e Fiorini 2000 del mentovato benefizio ugualmente, come si è detto, soppresso ed estinto, nonché Fiorini 4000 dei beni ereditari dell'indicato Quondan Agostino Codelli, quantunque quei beni ereditati, giusta la disposizione del prelodato Agostino, siano legati per l'erezione del vescovado, ossia della chiesa cattedrale di Gorizia. Inoltre Fiorini 74 delle rendite comuni del capitolo dei canonici della già patriarcale chiesa di Aquileia, da noi, come motivammo, soppressa ed estinta. Qui si fa riferimento ad Agostino Codelli e a tutti i lasciti che anche lui aveva fatto propri per l'erezione di questo vescovado a Gorizia, quindi lasciò palazzo, cappella, eccetera, più a una serie di benefici. Vi dicevo appunto l'altra volta che proprio per questa ragione anche il fatto che il preposito capitolare fosse scelto dal Codelli fu un premio alla famiglia che venne concesso appunto dal Papa agli imperatori e dagli imperatori ai Codelli. C'è una grossa parte della bolla dedicata ai canonici, calcolati delle persone molto importanti e delle personalità ecclesiastiche di supporto all'arcivescovo. E quindi ci sono in più punti, ci sono particolari dedicati proprio a loro. Abbiamo visto i titoli, abbiamo visto che c'erano le prime dignità, le seconde dignità, i mansionari, e nella bolla è specificato anche il modo in cui loro devono essere vestiti, quindi viene concesso anche dei particolari abiti. Concediamo inoltre, al capitolo 14 si dice: e permettiamo in avvenire nella chiesa eretta in arcivescovile al preposito, al decano, al primicerio e ai 5 canonici nonché ai mansionari suddetti, come pure ai loro successori pro tempore nella prepositura, nel decanato, primiceriato, canonicato, nelle prebende mansonierie, che essi, cioè il preposito, il decano, il primicerio e i 5 canonici suddetti, possano vestire, portare e servirsi liberamente e licitamente della cappa magna di colore violaceo foderato con pelli di armellino e di rocchetto. I mansionari suddetti poi la zanfarda, sì nella sua accennata chiesa eretta, come si è detto, in arcivescovile, come fuori dalla medesima, e tanto nelle processioni che negli altri uffizi, ed in tutte le pubbliche e private funzioni, anche fuori dalla mentovata città di Gorizia. Grande privilegio questo di portare le vesti che si potevano portare nella propria chiesa anche al di fuori della propria città. Questa è una cosa molto non scontata. E dappertutto, anche nei concili sinodali, provinciali, universali, generali, e anche in presenza dei suddetti venerabili nostri fratelli cardinali della Santa Romana Chiesa, suddetta dei legati all'arcivescovi e anche del proprio ordinario di qualunque altro, come pure in coro nel capitolo della stessa Chiesa in qualunque tempo e giorno dell'anno. Vi dicevo appunto che il capitolo teresiano, metropolitano teresiano goriziano, aveva tutta una serie di privilegi che lo facevano, lo rendevano un unicum nell'impero, tanto è vero che, avete letto qui, potevano avere questi solenni paramenti in tutte le occasioni, in tutti i giorni dell'anno, fuori della città di Gorizia, e anche alla presenza di illustri personalità, perché alla presenza a tempo di vescovi cardinali ci voleva una diminuizio in senso, diciamo, di fedeltà, di rispetto. Lo stessa Cappamagna, che era questo lungo strascico, i cardinali davanti al Papa la portano sul braccio per rispetto del Papa, i vescovi la portano sul braccio alla presenza di un cardinale, e così via scendendo. I canonici di Gorizia potevano indossarla, portandola sul braccio, anche dinanzi a queste personalità. Quindi in pratica concedevano veramente dei privilegi che non erano così scontati e costanti. Riflettendo poi ai meriti, e qua un altro punto interessante, peculiari della prelodata regina Maria Teresa, che all'occasione dell'erezione di codesta chiesa arcivescovile di Gorizia acconsentì all'unione di alcuni benefici ecclesiastici, dei quali aveva il diritto di patronato, ed ai riguardevoli regali
e donativi da lei fatti alla stessa chiesa arcivescovile di Gorizia, il famoso patrimonio e tesoro goriziano che anche questi giorni viene raccontato sui giornali. Questi sarebbero una parte, naturalmente, ed sono i famosi regali di Maria Teresa al primo arcivescovo e per i suoi successori. E qua vengono citati dal Papa, nel senso che proprio per i meriti di Maria Teresa, per il fatto di aver regalato questo tesoro, in pratica a lei viene concessa una cosa, e cioè riguardevoli regali donativi da lei fatti alla stessa chiesa arcivescovile di Gorizia, e considerando di più che, attesa la sua singolare liberalità, potrà in avvenire anche farne degli altri simili o anche maggiori, riserviamo, concediamo ed assegniamo in perpetuo, mercé la nostra autorità apostolica, alla stessa Regina Maria Teresa e ai di lei figli e discendenti, tanto per questa prima volta, cominciando dalla prima erezione ed istituzione da noi, come fu detto, effettuata, ora cioè che trovasi ancor priva del vantaggio di avere pastore, come anche per le altre volte in avvenire, ogni qual volta mancherà in qualunque modo il pastore, a meno che egli morisse presso la summentonata sede apostolica, il diritto di nominare alla prefatta chiesa arcivescovile una persona idonea, la quale verrà da noi o da Romano Pontefice allora esistente dietro tale nomina, preposta in qualità di arcivescovo alla stessa chiesa di Gorizia. Questo è il punto fondamentale, e cioè viene concesso agli imperatori di nominare i vescovi. Le bolle saranno firmate dal Papa, ma la scelta spetterà all'imperatore. Capite che non è una cosa molto scontata questa. Quindi per tutto quello che lei ha fatto, in pratica, il Papa le concede anche questo privilegio altissimo di poter nominare lei vescovi del territorio. C'era un famoso sonetto dedicato a Papa Benedetto XIV, che vi ho anche inviato per iscritto, se leggerete gli appunti che vi ho dato, nel quale l'anonimo canzona il Papa dicendo che la pace ottenuta, cioè il fatto di aver fatto l'accordo con Maria Teresa e lui per lo scioglimento del patriarcato, in pratica cosa provoca? Che ufficialmente sembra che abbia vinto Venezia, ma invece ha vinto Maria Teresa. Infatti nel sonetto si dice: a Maria Teresa l'arrosto, a Venezia il fumo, coperto di gloria, perché la questione era che a Venezia si raccontò il fatto che questa lotta che ormai succedeva da svariati secoli e queste ingerenze degli arciduchi sulle competenze patriarcali nel territorio austriaco finalmente venivano meno, e quindi l'arcivescovo di Udine avrebbe avuto la sua autonomia con Venezia e l'arcivescovo di Gorizia la sua con l'Austria, e quindi non ci sarebbe stato più questo conflitto. Ma naturalmente il sagace poeta disse chiaro: l'arrosto a Maria Teresa e il fumo alla Serenissima, come vi ho lasciato la piccola nota. E così è, infatti, perché addirittura a Maria Teresa viene concesso il privilegio di nominare lei stessa e i suoi successori gli arcivescovi. E non solo questo, gli viene anche concesso, così parimenti le concediamo il diritto di nominare delle persone idonee per la prepositura, il decanato, il primiceriato, i canonici, prebende e i mansionari, le cappellanie, quelli cioè che avrebbero dovuto andare a dir messa nella basilica di Aquileia, che sottostava alla Santa Sede direttamente. Quindi concede tutta una situazione particolare, non scontata, e cioè viene concesso tutta una serie di privilegi proprio all'imperatrice per i meriti, per essere riuscita in questo grande capolavoro diplomatico, se vogliamo, cioè lo scioglimento del patriarcato. Adesso siamo verso gli ultimi 3 capitoli, non mi dilungo
moltissimo sui particolari, perché naturalmente ci sono, vi dicevo, dei dettagli. Ad esempio si dice: avvertendo peraltro che ogni qualvolta alla prefatta chiesa di Gorizia sarà mancato il pastore, il decano suddetto, il primicerio, i canonicati, eccetera, saranno se, come dicemmo, si saranno resi vacanti nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre, i quali mesi sono, secondo i concordati della Germania riservati alla sede apostolica, la nomina a quello e a questi dovrà farsi unicamente da noi e dal pontefice romano, mentre negli altri mesi sarà invece la nomina prettamente direttamente disposta dall'imperatrice. Cioè sono tutti questi piccoli bizantinismi all'interno, capite? Poi continua il capitolo 18: decretiamo similmente con pari motu proprio che la presente bolla sia ed abbia in futuro sempre da essere valida ed efficacia, e che non possa giammai in alcun tempo notarsi o impugnarsi come surretizia, obretizia, come nulla ed invalida, come mancante riguardo alla nostra intenzione o di qualunque altro effetto, che non possa dichiararsi invalida o formare oggetto di una questione giudiziaria o controversa, eccetera, eccetera. Naturalmente poi i papi passano, gli imperatori anche, e le cose si modificano. Mi interessava, adesso, dopo aver dato questo sguardo generale appunto, sulla bolla, farvi vedere, ad esempio, e dopo passerò alla parte, diciamo, del primo periodo di Attens e della situazione territoriale in cui lui si trova a lavorare in quei anni dell'inizio del suo pontificato, diciamo. E vi volevo far vedere alcune particolari, visto che anche uno di voi mi aveva chiesto in una mail, e anche perché se ne parla, ed è una questione molto cogente e anche attualissima, del tesoro di Aquileia e del tesoro di Maria Teresa, che proprio nel punto della bolla viene citato come un preziosissimo tesoro dato da Maria Teresa. E vi faccio vedere alcune immagini del tesoro, perché qui una cosa da specificare, ho cercato di dirla tante volte, anche di scriverla, che il tesoro di Aquileia deve essere ritenuto come un unicum. Tutto è figlio di Aquileia. Poi nei secoli, nei 15 secoli di storia, ci succedono tante cose, non ultima il patriarcato di Grado, ad esempio, ma anche quello fa parte, il tesoro di Grado, del tesoro di Aquileia. È un grande unicum. E se vogliamo, i doni di Maria Teresa sono parte di quel tesoro, nel senso che danno il senso della continuità della storia, modificando naturalmente la struttura patriarcale a quella di arcidiocesi, ma in pratica entrano nella sequenza, dicendo: l'arcivescovo di Gorizia non ha diciamo sufficientemente degno parato di suppellettili eccetera, e Maria Teresa copre questo problema con i suoi doni all'arcivescovo. Il Thesaurus Ecclesiae era composto da tutta una serie di oggetti, di suppellettili, di reliquie, di reliquiari, che ad un certo momento viaggiavano insieme. Poi hanno avuto delle sottrazioni a causa di furti, eccetera. Poi è nato nel mentre anche il patriarcato di Grado con il suo tesoro, che è però riflesso del tesoro di Aquileia. Poi voi sapete bene che il tesoro è composto maggior parte da reliquie e reliquiari, o comunque da diciamo oggettistica che si pensava contenesse reliquie. Quindi per questa ragione anche nella storia è rimasto e si sono salvati determinati pezzi che si pensava contenessero reliquie, invece non le contenevano, ma si sono salvati proprio perché c'era la credenza che all'interno si conservassero queste reliquie. Queste reliquie erano conservate nella basilica. C'era un conditorium nell'attuale diciamo cripta massenziana, c'erano delle grate, e sotto queste grate c'erano delle scatole che contenevano i pezzi, diciamo, di maggior rilievo, i pezzi solenni del martirio.
dei santi, cioè il martire che veniva decapitato, diciamo, la vertebra qui alta, e era un prezzo solenne perché era del punto in cui subì il martirio, e quindi passando per questo conditorium si vedevano le reliquie nelle scatole, e c'è tutta una serie, infatti, intorno alla cripta massenziana, di segni, di graffiti che indicano il passaggio dei pellegrini e il segno che questi lasciavano nella basilica. Ce ne sono circa 4.000, pensate, di graffiti, buona parte del Medioevo fino al 600. La basilica rimane in piedi proprio e resiste nei secoli proprio per la presenza di questo tesoro delle reliquie. Il tesoro delle reliquie naturalmente è composto anche da un'oggettistica che faceva parte proprio per le celebrazioni, naturalmente. E quindi uno dei simboli più prestigiosi del tesoro è il pastorale di Ermacora, il pastorale detto di San Pietro, e cioè il San Pietro che dà il pastorale ad Ermacora. Naturalmente capite che siamo nell'ordine quasi della leggenda, però è uno dei pezzi più venerati, che fa parte, che si trova nell'arcidiocesi di Gorizia, nel tesoro dell'arcidiocesi di Gorizia, perché vi dicevo, ad un certo momento questo camminare insieme del tesoro, quando nascono le due arcidiocesi, viene scisso, e una parte andrà a Gorizia e una parte andrà a Udine. Purtroppo, ieri mi è capitato un dialogo su Facebook con una persona, nel tempo che ho da stare qui a casa, e quindi ho visto questa cosa, che chiedeva notizia del furto che avvenne. Per fortuna a Gorizia il furto fu piuttosto piccolo nella gravità nel 1956. Il grande furto del 1953 di Gorizia, di Udine, scusate, provocò lo smarrimento totale della parte del tesoro che era Udine. Fu rubato tutto. A Gorizia tutto questo non avvenne, vennero rubate dei particolari che vi faccio vedere adesso. Comunque, uno dei pezzi più prestigiosi del tesoro è il cosiddetto pastorale di Ermacora. Eccolo. È 1 metro circa di lunghezza, ed è il pastorale che, ve lo rifaccio rivedere così vedete bene, ed è il pastorale che vuole, la leggenda, diciamo, venne donato da San Pietro a Ermacora. Nella divisione del patrimonio culturale e appunto del Thesaurus ci furono delle diatribe. Udine voleva determinate cose, non ultima voleva proprio questo pastorale, ma poi il Papa si impuntò e lo lasciò a Gorizia. Un altro bellissimo pezzo è il cosiddetto pastorale di Popone. Il ricciolo, questo ricciolo qui, venne rubato nel 1956. Infatti la parte sottostante è originale, il ricciolo è una ricostruzione identica a quella che venne rubata, purtroppo. Ed è il cosiddetto pastorale di Popone, ed è in una cosa particolare in vetro di rocca di inestimabile valore. Poi ci sono un altro pezzo che è stato rubato, e lo vedete? Il busto di Ermacora, il busto con il cranio di Ermacora. E purtroppo c'è soltanto questa fotografia in bianco e nero, e anche questo venne rubato nel furto del 1956 a Gorizia, e venne però ricostruito, rifuso e riformato, ed esiste attualmente una copia che si presume essere esattamente come era l'originale. Un altro meraviglioso pezzo, che viene tradizionalmente baciato dagli arcivescovi il giorno del loro ingresso da nuovi arcivescovi di Gorizia, è la cosiddetta Croce dei Principi medievale, ed è stupefacente la sua bellezza.
vedete? È del 1328 o 48 a seconda della datazione, è coperta di pietre dure, eccetera, e anche questa si pensava contenesse alcune reliquie della Santa Croce, invece no, è soltanto una croce astile in pratica, che può essere anche proprio messa a lato dell'altare fisicamente durante la celebrazione, ed è veramente stupefacente per la sua bellezza. Poi ci sono i busti di San Lorenzo, Santa Felicita e San Sigismondo, ad esempio. I busti sono visibili quando c'è la festa dei patroni di Gorizia, insieme al busto appunto, che è copertina, in ligneo del 400 di San Ilario Taziano, questo è Sant'Ilario, il vescovo, e questo è più piccolo, è appunto il diacono Taziano, Ilario Taziano. I busti vengono esposti per i patroni cittadini. Invece del patrimonio di valore inestimabile donato da Maria Teresa, perché questi diciamo fanno parte di quello che è il Thesaurus Ecclesiae, cioè del tesoro di Aquileia. Vi ho fatto vedere alcuni pezzi prestigiosissimi. Invece del tesoro di Gorizia donato da Maria Teresa, che però ha il filo conduttore del Thesaurus Ecclesiae, naturalmente viene donato perché il vescovo di Gorizia non aveva un degno parato e un degna suppellettile per la diocesi che lui andava a governare, una enorme diocesi, poi andiamo nel dettaglio. E Maria Teresa infatti donò tutta una serie di prestigiosi suppellettili. Uno è il calice, poi c'è la grande Pisside, e in tutti c'è il marchio dell'orafo e con la scritta religiosissima Maria Teresia, dono proprio all'arcivescovo primo. Il grande ostensorio, le stesse le ampolline dell'acqua e del vino, e qui vedete su tutto c'è sempre il marchio MT con lo stemma imperiale Maria Teresia, dovunque a posto. Poi c'è i due pezzi di valore veramente ineguagliabile, inestimabile. Fate conto che l'uno e l'altro ci sono più di 300 diamanti, taglio 700 naturalmente, svariate centinaia di carati di diamanti, e sono la famosa croce pettorale e l'anello. La croce pettorale leggerissima, piccolissima, elegantissima, e l'anello, naturalmente questo è un ingrandimento dell'anello, con la clip che può essere messo alle dimensioni utili per ogni arcivescovo, perché naturalmente non era stato fatto soltanto per Attems ma per tutti i suoi successori, quindi anche ognuno ha una misura di anello e quindi c'ha la clip per allargarlo o stringerlo a seconda dell'utilità. E in ultimo vi faccio vedere l'ultimo particolare: gli stati provinciali, cioè lo Stato, la contea, diciamo così, principesca, dona all'Attems il pastorale cosiddetto degli stati provinciali, che avevamo già avuto modo di commentare con, vedete? Guardate attentamente, non so se si riesce a notare dall'immagine, è San Vito, bambino, che viene praticamente martirizzato nella pece, dentro il calderone. Forse adesso lo vedete meglio. Ecco. Questo tanto per dirvi alcuni pezzi, e non sono solo questi naturalmente, che andrebbero a
ad arricchire in maniera straordinaria quello che potrebbe essere un museo permanente o comunque una mostra di questo genere, cioè perché è veramente un tesoro, un unicum per preziosità, per unicità, pensate la capsella ellittica e la capsella dei Santi Canziani, che è conservata alla Basilica di Grado, sono i due reliquiari più antichi al mondo, del 585 e del 605. Neanche a Roma non ci sono reliquiari così antichi e salvatisi, e sono delle opere d'arte straordinarie. Cioè la potenzialità di questo tesoro è veramente unica. Bisogna che entro il 2025 si riesca a valorizzarlo e sia messo a disposizione di tutti, perché è veramente un tesoro eccezionale, però deve essere strutturato deve essere correttamente valorizzato e usufruibile. Potrebbe anche essere suddiviso nel territorio, certamente, ma con una logica che è un continuo, una continuità, perché questa è l'importanza. Questo tesoro arriva fino ai giorni nostri perché ha una continuità. Potrebbe rientrare nel tesoro anche la stessa cattedra di Elia che si trova adesso a Venezia, a San Marco. Anche quella fa parte del tesoro, se vogliamo, del tesoro di Grado, ma è sempre la madre, è sempre Aquileia. Quindi diciamo che Grado è figlia di Aquileia e Gorizia e Udine sono figlie di Aquileia. Noi siamo tutti nipoti di Aquileia, tutti figli, se vogliamo, di Aquileia. Quindi questa è la grande continuità di 1600-1700 anni di storia, capite? Abbiamo un tesoro veramente unico che deve essere in qualche modo valorizzato nel modo corretto, però. Questa è la roba principale, è la questione chiave, deve essere valorizzato nel modo corretto. Proprio i discorsi che facciamo rientrano adesso, continuo con Attems, con Carlo Michele d'Attems, anche per comprendere la situazione in cui Attems si è ritrovato nel primo periodo di governo. Quindi fatta la diocesi, la bolla abbiamo letto una parte, abbiamo commentato alcuni passaggi, capiamo bene che era una cosa complessa e strutturata, tanto complessa e tanto strutturata, con tutta una serie di problemi che Attems, Carlo Michele, individuerà fin da subito. Vi faccio vedere una cartina, che ci dice immediatamente i problemi che Attems avrà. Questa è la cartina dell'arcidiocesi, l'arcidiocesi è in rosa e la diocesi di Lubiana è in verde. Voi capite che all'interno dell'arcidiocesi metropolita di Gorizia di dimensioni così enormi ci sono delle isole, chiamiamole così, quelle di color verde, che fanno capolino alla diocesi di Lubiana. La diocesi di Lubiana che non venne alla luce nel periodo di cui stiamo trattando, cioè il Settecento, venne alla luce molto prima, nel 1400, 1430. Il patriarca di Aquileia non voleva questa autonomia della diocesi di Lubiana, già lui, e la diocesi di Lubiana riuscì a ottenere dal Papa tutto sommato un'autonomia rispetto al patriarcato, autonomia che manterrà anche durante il periodo di governo di Carlo Michele d'Attems. E questo sarà uno dei grandi problemi, questa presenza di queste isole che facevano capolino alla diocesi, alla città di Lubiana, dentro il territorio così grande, quello avete visto, rosa, della diocesi di Gorizia. Tenterà l'Attems più volte nelle visite, soprattutto nella prima visita ad Limina Apostolorum, nel quale farà delle relazioni, dei diari. Prima farà, vi dicevo, questa grande visita pastorale
già iniziata da vicario nel 1750, e poi la continuerà da arcivescovo e passerà proprio in rassegna tutto il territorio e scriverà una specie di diario, delle lettere, nelle quali andrà a individuare determinati punti. Uno dei punti chiave era proprio questa ricerca continua della diocesi di Lubiana di autonomia rispetto a tutto. L'Attems scriverà al Papa e descriverà la diocesi di Lubiana come se fosse una diocesi suffraganea alla diocesi di Gorizia, ma così non era, perché il vescovo di Lubiana invece si intendeva con il pontefice come o direttamente, diciamo direttamente la Santa Sede responsabile della diocesi di Lubiana, oppure lui faceva riferimento in determinati secoli a chi? All'arcivescovo di Esztergom in Ungheria, pur di non dover sottostare al patriarca di Aquileia prima e all'arcivescovo di Gorizia poi. E questo tentativo di autonomia che si proseguiva da secoli porterà in pratica anche a un problema che è legato alla dissoluzione dell'arcidiocesi di Gorizia. Questa ricerca di autonomia della diocesi di Lubiana sarà uno dei primi problemi che poi porterà alla fine di quel periodo e di quella diocesi come l'abbiamo vista in queste settimane, cioè questo grande territorio che arrivava praticamente fino a Cortina, fate il conto voi, con 600-650 mila abitanti, la diocesi, una delle diocesi più grandi dell'impero. Mi interessava farvi notare il fatto che la diocesi di Gorizia avesse un territorio così complesso che anche nella bolla di erezione, che era stata così precisa per tanti punti, invece per quanto riguarda il territorio si limita a dire da una parte veneta ci sarà l'arcidiocesi di Udine e dalla parte austriaca ci sarà l'arcidiocesi di Gorizia, senza definire nel dettaglio quali erano le suddivisioni precise del territorio. Quindi la diocesi di Lubiana sapeva esattamente quali erano le enclave che le appartenevano, ma non altrettanto la diocesi di Gorizia sapeva quali erano le sue enclave. Quindi Attems è quasi costretto a procedere a questa analisi del territorio. Non era un problema da poco, perché in pratica lui si trovava questa diocesi di Lubiana particolarmente operante e autonoma, che non voleva sentire ragioni di sottostare prima al patriarcato e poi alla diocesi di Gorizia. Aveva tutta una serie di pulsioni protestanti calviniste che in più parti del territorio si facevano avanti, naturalmente, essendo un territorio che guardava più verso l'Oltralpe e la Slovenia e l'Austria. E dall'altra parte aveva una complessità di lingue, in quanto la maggior parte della popolazione era di lingua slovena e una parte era di lingua tedesca e tutta la parte, diciamo, da Gradisca fino a Aquileia e tutta la parte veneta era di lingua italiana. Lui conosceva tutti gli idiomi e parlava ai tedeschi in tedesco, agli sloveni in sloveno, ai friulani in friulano, ma era uno dei grandi problemi. Quindi l'Attems, in questo suo girovagare e questi suoi scritti, che poi andranno a completarsi in questa che noi diciamo visita pastorale, apostolica, sono delle lettere in verità che lui scrive al Papa e vengono raccolte, ci sono tutte delle osservazioni molto intelligenti che lui fa per individuare e analizzare il territorio. Tanto è vero che, adesso vi do lettura di qualche passaggio, ad esempio scrive: il 28 maggio 1751 mi trovo a Rivo di Dravo, ai confini della Stiria e della Croazia. Ho trovato molti difetti nelle chiese e particolarmente negli altari, ove non vi sono neppure portatili. Io dappertutto procurerò d'estirpare questo abuso dei curati.
i quali vanno a portare i sacramenti ai poveri villani ammalati, i quali talora, per non pagare la tassa, s'espongono piuttosto di morire senza essere provvisti. Quindi l'estrema unzione era legata al pagamento della tassa, capite? E quindi lui, ci sono tutte delle situazioni incresciose, tanto è vero che leggendo questa visita si resta colpiti del fatto che l'Attems o era rimasto particolarmente impressionato dalla situazione e magari ne aveva anche esagerato la descrizione per colpire il Papa sul vivo, oppure effettivamente la situazione era molto delicata e molto complicata. Il 2 agosto è indicato, il 2 di agosto viene fuori l'aristocratico, perché Attems fa parte naturalmente di una delle famiglie più patrizie e aristocratiche del Goriziano. Potremmo dire, chiamateli come volete, i Bill Gates del Goriziano di allora. Insomma, erano le grandi famiglie, i Lantieri, i Coronini, ma all'epoca, in quell'epoca, l'Attems, Attems Spetzenstein, Attems Santa Croce, erano tutti, facevano parte della grande aristocrazia, di quelli che stavano a corte. I Koblenz sono una famiglia straordinariamente importante che stanno studiando adesso attentamente, erano tutti diplomatici, ma gli Attems, i delatori, i Koblenz stavano a corte. Spesso li troveremo a essere educatori addirittura degli imperatori poi, o avevano uffici altissimi all'interno della corte, quindi erano le famiglie che contavano. Ebbene, qui nel diario del 2 agosto del 1751 viene fuori l'aristocratico, e c'è l'aristocratico che ha paura del fatto che i villici, i contadini, interpretino male ciò che è nelle sacre scritture, quindi sappiano leggere. E in pratica scrive che bisogna chiudere tutte le scuole nei villaggi, dove i contadini non hanno bisogno di imparare a scrivere e a leggere, perché fanno un uso pessimo, ed andando in cerca di libri sospetti bevono il veleno e non si possono così facilmente curare. Quindi capite che la questione di dare una possibilità di cultura al villico senza l'intermediazione del sacerdote o dell'esperto o dell'illustre studioso, per Attems era un problema che doveva essere risolto tramite anche il blocco stesso dell'istruzione. I contadini devono lavorare, basta, c'è l'intermediazione tra Dio e l'uomo del sacerdote, il sacerdote li guida, non ha bisogno di altro. Questa è la visione naturalmente dell'aristocratico. 22 agosto, vado avanti nella visita. Io sono partito assai contento dalla valle di Trano, un poco infetta d'eresia, con aver usato ogni diligenza di rimediare al male e con aver esposto un nuovo curato dove era maggior bisogno. Io mi avvicino alle frontiere del Tirolo, ove non c'è stata confermazione, e per là dietro e il popolo mi corre dietro con mia grande edificazione. Ho trovato una parrocchia vacante per 4 anni, ma spero di levar ogni impedimento e contrasto per rimpiazzarla. Finito questo mio giro nella Valle Giglia, ove c'è una pessima usanza, che le donne vanno mezze vestite. Io ho intimato agli abitanti le mie serie intenzioni e sento dire con mia somma consolazione che i padroni di casa e i sarti sono fatti e occupati a far nuove vesti più lunghe. Capite, nella semplicità, cioè, si lamentava del fatto che le signore andavano troppo corte vestite, ma insomma possiamo immaginare come i sarti hanno preso il suo consiglio e hanno cominciato a produrre vestiti più lunghi per coprire questo problema serissimo delle donne che andavano vestite troppo così scoperte.
ci sono cose anche che fanno sorridere naturalmente, però dobbiamo entrare nel contesto in cui lui si trova ad operare, un contesto dove non ci sono seminari, dove non c'è un vescovo da secoli, e quindi lui si trova nella grande problematicità di dover anche imporre quello che è il suo pensiero, e cioè quello che è la dottrina corretta. E lui, provenendo e avendo studiato a Roma, Vienna, eccetera, provenendo dall'ambiente di corte, doveva portare con sé quel bagaglio culturale e fare in maniera tale che venisse accolto dalle popolazioni, anche quelle più povere, anche quelle non acculturate, eccetera, eccetera, e quindi doveva portare l'ortodossia sul territorio. Questa era la concezione. Il 14 settembre 1751 io continuo a visitare questa diocesi e in questa parte della Valgiglia ci ho trovato più eresie e più corruttele di quel che non credeva. Poi il 22 dicembre, partito il 17 di aprile dell'anno corrente da Gorizia, pensate, era via da Gorizia dal 17 di aprile, mi incamminai sollecito dalla Cesarea Regia Corte verso il circolo di Cilla, il più ampio ed il più delizioso distretto della Stiria, tutto soggetto alla diocesi di Gorizia. Fra molti altri disordini trovai nelle chiese l'abuso detestabile di conservarvi cose destinate ad uso profano. In pratica la chiesa come magazzino, se vogliamo, ad uso profano. Fra molti altari o non consacrati o consacrati nella calce, senza mensa di pietra, o con portatili già esacrati. Molto incerta la dedicazione delle chiese, si certa in occasione di guerre e di luteranesimo, se no se ne sono perduti i documenti. Quindi la situazione è molto complessa, non c'è nessuno da tempo immemorabile che controlli, e lui passa in rassegna. Vi ho detto, è la visita dopo quella del Porcia più importante, perché cristallizza 200 anni dopo il Porcia cosa stava accadendo, cosa era accaduto, l'assenza di un vescovo cosa aveva comportato. La città era piccola, continua, 1500 anime, con 2 conventi di francescani di Cappuccini. Tutto il clero della città continuava a raccontare: trovai poco disciplinato ed in aperta discordia con la città. Prima però di partire ho procurato di comporre gli animi e di raddolcire i cuori dei cittadini. Ecco, questo fa il pastore. Quindi capite che da una lettera, da una visita che ha anche una questione formale, nel senso che deve comunicare al Papa le cose che non vanno, diventa anche in certi momenti queste forme personali, cioè questo raddolcire, queste parole che magari in un tecnicismo di una lettera, diciamo, istituzionale non si scriverebbero. Per questo vi dico che questa visita ha una struttura di composita, nel senso c'è tutta la parte istituzionale, i racconti, come cosa vede, che cosa, come trova, eccetera, però ci sono anche i suoi commenti personali. In Carniola ha un commento positivo sul clero. Non fu trovato disordine notabile in tutto il gran distretto, piuttosto buon clero e popolo, purità di fede e le chiese ben provvedute e tenute. Ma ad Arnostein sospiri e pianti. Basta riflettere. Santissimo Padre, perché sta scrivendo, appunto, vi dicevo, al Papa, che nella città e nelle vicinanze di Villacco lacerata gema la vera fede e trionfi l'eresia per convertir in amarezza ogni piacere. Quindi anche qui commenta qualcosa di positivo, qualcosa di negativo, e anche col suo carattere di personale, diciamo, con il proprio utilizzando
degli aggettivi un po' particolari per una visita pastorale. Quando va a Cortina d'Ampezzo rimane molto colpito positivamente. Chiamasi Ampezzo il distretto consistente in una valle fra monti separati all'interno dal commercio, colle altre nazioni. Tutto il popolo arriverà appena a 3.000 anime, sotto un parroco solo, assistito da più altri curati. Pare che queste buone anime, conservata, abbino la fede, la carità degli antichi cristiani, perché tutti sono uniti ed intenti a sollevarsi l'uno con l'altro. Non hanno né tribunali, né avvocati, né ministri di giustizia, ma insorgendovi qualche differenza, li più prossimi o li più accreditati del popolo ne sono i compositori. Quindi si risolve tutto nella tranquillità della vita ordinaria, ci sono delle persone sagge che risolvono i problemi. Le loro chiese sono piene di argenterie, di sagre reliquie e di ricche di rendite, e la presentazione ed investitura di questo solo parroco dipende dal suo ordinario. Nei giorni 3 che mi trattenni fra questo popolo eletto, mi sono più volte venute le lagrime di consolazione in vedervi il fervore della divozione nel sentire la parola di Dio, nel frequentare i santissimi sacramenti, nella semplicità dei costumi e nella consolazione di vedere il loro pastore. Idilliaca visione di Cortina, mentre in Carniola, in Cranio, aveva trovato l'eresia, il luteranesimo, le magie, perché descrive anche di questo. No, ad Ampezzo, a Cortina, è rimasto stupefatto della situazione. Vado a concludere e poi riprenderò la prossima volta per la continuazione. Queste visita pastorale, che magari leggendo vi ha fatto anche sorridere, ma noi dobbiamo entrare nel contesto del metà del Settecento, nella fattispecie in un momento in cui da 2-3 secoli in pratica il patriarca non mette piede, anzi è nemico giurato dell'Austria in quanto esponente veneto, e quindi la situazione è praticamente lasciata allo sbando, e lui vede fisicamente, perché è presente, e descrive ciò che vede. Tutto ciò gli sarà utile per una questione di non secondo importanza, che vedremo la prossima volta. E cioè, al termine di questa visita e di queste lettere che poi raccolte insieme fanno questa visita e che sono state egregiamente pubblicate qualche anno fa in volumi particolarmente poderosi, che ho qui, proprio qui, di queste dimensioni. Questo è uno dei volumi. Naturalmente sono in italiano, in latino, eccetera. E al termine di questa poderosa raccolta documentaria presentata al Papa, l'Attems vuole fare una cosa, e cioè cercare di rendere omogeneo il territorio sotto i dettami del Concilio di Trento, che dava delle norme granitiche su tutta una serie di situazioni. E lui chiederà a gran voce, dopo aver proceduto ad un'altra visita, la possibilità di istituire un sinodo diocesano o provinciale che permetta in pochi giorni di riuscire, perché i sinodi duravano pochi giorni, 3-4 giorni, di rendere omogeneo tutto il territorio tramite la rappresentanza del clero, che è naturalmente, se era visita diocesana, ci sarebbe stato soltanto lui come vescovo. Se era provinciale, avrebbe dovuto comportare la presenza dei vescovi suffraganei di Como,
Trento, Trieste, Pedene, abbiamo detto l'altra volta, e chiederà vivacemente sia a Vienna al nunzio sia a Roma la possibilità di realizzare questo suo grande intendimento, cioè riunire la Chiesa che viveva in Gorizia nella cattedrale goriziana per realizzare questo suo sogno, e cioè parlare di cose ecclesiastiche, dare una impronta pastorale, affrontare i problemi presenti e cercare di risolverli. Riuscirà nell'intento molti anni dopo, nel 1768, il 15 di ottobre, e sarà, vi anticipo, un sinodo straordinariamente importante, uno dei sinodi più importanti del XVIII secolo dell'orbe mondiale, per modernità e capacità di affrontare i problemi, con un documento finale di oltre 180 pagine, dove si vanno a elencare e a risolvere tutte le problematicità del territorio. Ma cosa avviene? E lo spiegherò la prossima volta. Questo sinodo non andrà bene né a Roma né a Vienna, perché era troppo moderno e troppo avanti per l'epoca. Quindi Attens attenderà tutto quello che gli resterà di vivere per avere la pubblicazione del sinodo, e alla fine morirà anche il papa che gli avrebbe consentito, verrà eletto un altro papa e lui morirà nel 1774 senza vedere questo suo grande desiderio completato. Grazie. Avete qualche domanda? Silenzio totale, vi ho annientato, qualcuno dorme oltre la telecamera. Siamo tutti svegli, penso, molto interessante, anche se sto ringarbugliando. Stiamo seguendo. Siamo tutti svegli, Comunque, attenti. ci sono alcune cose, c'è diverse cose che vi ho mandato per mail che potete rileggere, quindi poi vedete le cose, magari dopo se avete qualche dubbio mi scrivete anche mail, ci vediamo comunque nelle prossime settimane, perché capite che è una storia molto ingarbugliata, non è così semplice e ovvia come tante altre realtà che hanno un'evoluzione, no? La nostra arcidiocesi ha una storia molto complessa che ha delle tappe che, insomma, i rapporti tra imperatori e pontefici, tanto è vero che questo è il periodo forse che più entra nel vero del titolo del mio corso, cioè papi, imperatori nella contea, e forse questo è il momento principale, in quanto c'è questa collaborazione, questo intreccio comunque di diplomazie, perché Attens sarà proprio un rappresentante veramente diplomatico di Vienna presso la Santa Sede e viceversa. La stima dei papi e degli imperatori sarà grandissima, tanto è vero che sarà di aiuto a risolvere moltissime situazioni delicate, quindi sì, non era un personaggio di secondo piano, forse è uno dei più grandi personaggi illustri che ha avuto Gorizia nella sua storia. Quindi sì, non è così scontata la nostra storia, anche per questo si può parlarne diffusamente con più spunti di riflessione, più punti di vista. Bene, saluti, grazie.